nella premessa diciamo così, del loro atto statutario, del loro atto fondativo, c'è scritto che i soci fondatori dell'associazione Giancarlo Pagliarini per la riforma federale, ricordo che Pagliarini è stato anche ministro della Repubblica, ritengono che il Paese potrà uscire dalle difficoltà che la attanagliano soltanto se farà un salto di qualità adottando una vera Costituzione federale. Io comincerei da qui, Giancarlo Pagliarini. Studiare la BC. Molto volentieri, solo una premessa solo, io da Battistoni non siamo di nessun partito, non tiriamo l'acqua a nessun partito, proprio non facciamo il tifo per nessuno, ecco. Il nostro obiettivo è girare il paese per spiegare un pochino come funzionano le cose, perché opportunamente Maurizio Busata ha detto che la spesa pubblica dovrebbe essere trasparente, no? Voi pensate che per dire la trasparenza c'è gente che io ho visto sul Sole 24 Ore il bilancio dell'INPS in attivo di 5 milioni di euro. Piccolo particolare, lo Stato gli aveva trasferito 40 miliardi di euro. Se gliene trasferiva 50 non era in attivo di 5 milioni ma era in attivo di 10 miliardi e 5 milioni. Cioè capisce, purtroppo il nostro Paese vive sull'assoluta ignoranza della situazione del Paese. E da qui risulta che poi dopo 4 tromboni fanno il bello e il cattivo senso, magari nemmeno per cattiva fede, ma proprio perché sono tonti, no? Cioè, la cultura del nostro sistema paese è medievale, non ci sono santi. Io mi ricordo quando assumevo gente all'Arthur Andersen, al laureato, al diplomato, dicevo: lei se vuole lavorare con noi deve dimenticarsi tutto quello che ha studiato. Si ricomincia da zero. Perché in Italia la cultura non c'è. Il codice civile, l'Arthur Andersen è una società che certifica i bilanci. Il codice civile diceva che nel bilancio c'è l'attivo e il passivo, ma siamo matti. Nel bilancio è l'attivo da una parte, ha il passivo dall'altra e ha il patrimonio netto che è la differenza dell'attivo e il passivo, no? Ma per quelli che uscivano laureati, il capitale sociale è una passività. Cioè, veramente, è un problema veramente di cultura. Quindi, parlando di federalismo, io vi devo chiedere di dimenticare tutto quello che voi avete in mente sul federalismo, ecco, perché altrimenti non ci siamo. Per esempio, la legge sul federalismo fiscale, lo dicevo prima, è una buona legge che ha l'obiettivo di far funzionare meglio lo Stato centrale. Di sbagliato ha una cosa sola, il nome. Di federalismo lì non c'è niente, di niente, 1000 volte niente. Il federalismo è tutta un'altra cosa. Il federalismo non sono 2 o 3 euro in più o 2 o 3 euro in meno. È una cultura diversa di gestire il sistema paese. Ecco, questa mi sembra sia una promessa un pochino necessaria per capire un po' meglio le cose. Adesso velocemente vado a dire se funziona questa macchinetta. Ho ricevuto questa roba dal National Geographic e mi è venuto in mente la nostra serata, no? Quest'orso è lo Stato centrale, questo povero pesciolino sono i cittadini e gli enti locali, che non c'entrano niente con... cioè siamo sudditi noi, siamo completamente sudditi. Però qui lo fermo perché non funziona, vedo. Chiedo scusa, dov'è quello bravo? Se me lo spegne meglio, perché sa solo un po' di... colpa mia che non ho portato il computer. C'è tra l'altro un libro bellissimo dell'Istituto Bruno Leoni intitolato Sudditi, che lo raccomando a tutti di leggere, dove fa vedere proprio che lo Stato ci tratta come sudditi. In un sistema federale comandano i cittadini. Questo è fondamentale. Ecco, chiaro, io faccio spesso e volentieri riferimento alla Svizzera, ma non perché la Svizzera ha un sistema federale che è così e che funziona. Lì comandano i cittadini. Noi qui abbiamo addirittura come bella parola la parola servitori dello Stato. In un sistema federale lo Stato è al servizio dei cittadini e degli enti locali. E voi avete mai visto un servitore che ha i servitori? Non esiste, no? Noi in Italia abbiamo i servitori dello Stato, è una bestemmia dal mio punto di vista. Lo Stato è il mio servizio, perché deve avere i servitori. E no, allora se è i servitori vuol dire che è lui che comanda. E se è lui che comanda non sono io che comando. Cioè, per esempio, in Svizzera c'era governo e Parlamento nel 2009, volevano aumentare l'IVA. Benissimo, si è fatto un referendum. E con il loro voto si sono aumentati l'IVA. Voi pensate a fare un referendum qui adesso Ma perché si sono aumentati l'IVA? Perché essendo cittadini consapevoli e informati sapevano a cosa serviva l'aumento dell'IVA.
Qui in Italia, ho fatto l'esempio prima, no? Lì si credono che sei nativo, perché lì trasferiamo dei miliardi, cioè, capite, proprio non ci siamo. Ecco, per esempio, un altro esempio mi sembra importante. Molti dicono il bimbo che nasce domani mattina ha un debito poverino di circa 30.000 euro. Magari il debito pubblico vero è di circa 95.000 euro per il bimbo che nasce, perché nessuno considera tra le possibilità il valore attuale del debito pensionistico. Scusate, se uno ha versato i contributi sociali tutta la vita e adesso è in pensione, lui finché campa incassa la pensione, ma non versa più niente, quindi lui è un credito, no? Le tecniche di ragioneria dicono che questi crediti vanno attualizzati, scontati, di circa 1.700 miliardi di euro. Lì c'è la diapositiva, ma poi se volete la lascio qui agli organizzatori, così chi le vuole può vedere, ecco, no? È uscito anche sul Sole 24 Ore questa storia. Quindi non ci siamo, noi siamo un popolo di gente che non sa cosa sta succedendo, e quindi quando poi si va a votare, questo qui è più bello di quello lì, voto per questo, no, è più bello il mio, l'asilo infantile. In un sistema federale come la Svizzera non c'è mica il premio di maggioranza, Cioè c'è un documento ufficiale dato alla Battistoni che bazzica per Berna, quando ci sono le elezioni, i 4 partiti che prendono più voti, qualunque sia, vanno al governo. E sono diversi questi 4 partiti, ma il federalismo è esattamente questa roba qui, dei diversi che stanno assieme per trasferire ai nostri figli un paese che funzioni, dei diversi che stanno assieme per servire i cittadini. E questa roba qui il federalismo. Cioè, noi giriamo semplicemente per dire questo e per far vedere come funziona. Allora, è chiaro il ragionamento? Il federalismo sono dei diversi, e quindi i diversi sono diversi, non si può fare la Repubblica Sovietica Italiana che dice siamo tutti uguali. No, siamo diversi. Uno svizzero di Interlaken è molto diverso dallo svizzero del Canton Ticino, così come uno di Feltre è diverso da uno di Siracusa. Non migliore o peggiore, però diverso sì. Ecco, con il federalismo la diversità viene riconosciuta, anzi, è ricchezza la diversità, che però questi diversi stanno assieme per trasferire un paese che funzioni ai nostri figli e per amministrarci nel modo migliore. Però siamo diversi, attenzione, e qui allora essendo diversi si arriva alle tasse, un sistema federale che a noi piace, le tasse, 1/3 resta al sindaco, 1/3 va all'ente territoriale che c'è sopra, che poi in Svizzera si chiama cantone, qui chiamiamolo come vogliamo, perché quando si parla di federalismo lo facciamo con le regioni, le facciamo con le aggregazioni di comuni, le facciamo con le province. Non perdiamo tempo, lo chiamiamo enti territoriali, così abbiamo risolto il problema. Non perdiamo tempo adesso, perché il problema è capire l'ABC del federalismo, diversi che stanno assieme per servire i cittadini, non come succede da noi, maggioranza contro opposizione, per gestire il potere, mentre invece, quel documento bellissimo dato da Battistoni, fa le elezioni, non c'è nessun premio maggioranza, i 4 partiti che hanno preso più voti, che sono diversissimi tra di loro, vanno nel governo e lavorano assieme per servire i cittadini, ma lui la pensa in un modo, lei in un altro. La cultura è proprio questa. Saper trovare il punto di incontro, saper fare dei passi indietro, in questo modo il paese va avanti, no? Il paese si muove. E questo qui il federalismo. Ecco perché giriamo, ci danno dei matti, dicono che diciamo delle robe che non stanno... Cioè, voi volete l'inciuccio? Tu chiamo l'inciuccio se vuoi. Io mi ricordo, ero senatore da pochi giorni, e sono lì al Senato, arriva uno e dice delle robe giuste. Ha finito di dire delle robe giuste e l'ho applaudito. Questo qui era Sposetti, tra l'altro, che poi è diventato responsabile amministrativo del PD, eccetera. I miei colleghi, Pagliarini, cosa fai? Come lo faccio? Ha detto una roba giusta. No, non si applaudono mai gli avversari politici. Ecco, io prima ancora di sapere tutte le... se uno fa politica non deve avere degli avversari, deve mettere sul tavolo le cose che lui sa fare, vedere se sono giuste, spera di convincere gli altri. Se gli altri gli dimostrano sbagliate, fa dei passi indietro. Qual è il problema?
Cioè, capite, qui il nostro paese è malato, il nostro paese è malato culturalmente. Sabato io, tra l'altro, il libro che ha citato giustamente, no? Il federalismo all'italiana,